Nemniopsis leidi. Questo il nome scientifico di quella che è stata ribattezzata noce di mare, una delle 100 specie invasive più dannose al mondo. Da quasi un decennio è presente nel Mar Adriatico, causando seri problemi agli operatori della pesca, soprattutto nelle lagune. Una medusa, una delle 100 specie invasive peggiori a livello mondiale. Anche questa è frutto dei cambiamenti climatici. Un team di ricerca dell'Università di Padova e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale ha recentemente pubblicato un articolo nel quale si evidenzia come la specie costituisca per la laguna di Venezia un potenziale pericolo ecologico grazie alla sua adattabilità ai cambiamenti climatici in atto, che possono favorirne la proliferazione a scapito di altre specie dell'ecosistema. Un animale vorace, carnivoro, mangia larve, uova di pesci, ha un ampio range di salinità e di temperatura sul quale riesce a sostenersi. La noce di mare entra dentro le reti ed impedisce la possibilità di pescare i pesci con le reti tradizionali. La noce nasce nelle coste del Mare del Nord e del Sud America. Ne era stata rilevata la presenza anche nel Mar Nero, ma è stata debellata tramite l'utilizzo di specie predatorie che hanno ripristinato il normale ecosistema marino. Non ci sono prospettive rosee invece per la laguna, già provata dal granchio blu e dalla moria di vongole. Il 95% dei pescatori della laguna di Venezia dichiara una riduzione dei guadagni dal 50 al 100%. Siamo di fronte a questo ennesimo dramma per quanto riguarda il nostro settore. L'auspicio è che si riescano a individuare attraverso la ricerca scientifica, ma anche con la capacità di resilienza da parte dei pescatori professionali, una soluzione a questo problema.